o quantomeno limitare il traffico e le code verso Jesolo. Oggi con questo video dimostreremo innanzitutto la nostra opinione su quest'opera e il perché secondo noi quest'opera, oltre a costare molto, non serve praticamente quasi a nulla. Lascia o raddoppia era un vecchio programma degli anni 70. La Regione Veneto ha deciso di raddoppiare dopo aver proposto ai veneti Superstrada Pedemontana Veneta, l'autostrada, ricordo, più costosa al mondo, poco più di 80 km a 200.000 euro al chilometro. Adesso ha deciso di raddoppiare e il governatore Zaia, l'assessore De Berti e il buon contabile assessore al bilancio Calzavara vogliono proporci la via del mare per risolvere il problema del traffico iesolano, sia nella direzione trevigiana che nella direzione veneziana. Noi come Movimento 5 Stelle riteniamo che sia un'opera assolutamente inutile, lo sia per motivi ambientali, perché comporterà inserimenti invasivi di varia natura, lo sia perché è solo una partita di giro finanziario per accontentare SIS in qualità di società costruttrice anche di società pedemontana veneta, lo sia perché riteniamo che prima vadano fatte opere a Jesolo, in territorio iesolano e in località Cavallino, e poi occorra valutare se questa autostrada a pedaggio per di 20 km scarsi che dovranno pagare i cittadini, 20 km di cui 2/3 già sono strade pubbliche, abbia un senso da questo punto di vista. E come Movimento 5 Stelle oggi siamo qui a Roncade, che è uno dei comuni interessati al passaggio di questa via del mare, diciamo fortemente no a nessuna autostrada a pedaggio di questo tipo. Prima le opere di altra natura e poi eventualmente valuteremo. La Via del Mare è un progetto di superstrada che dovrà collegare l'autostrada A4 alla zona di Jesolo e del litorale veneziano. È un progetto che verrà realizzato in project financing. Project financing l'abbiamo già visto numerose volte in Veneto, si traduce in fregatura. Vi spiego perché. Abbiamo l'esempio veramente davanti a noi, che è Pedemontana Veneta. È stata realizzata in progetto di finanza proprio dallo stesso consorzio che è stato incaricato di realizzare la Via del Mare, ed è partita da un costo di 2 miliardi 258 milioni per arrivare a superare la cifra stellare di 13 miliardi di euro, cioè un costo sestuplicato, praticamente di più che non per la Salerno-Reggio Calabria, che è 4 volte più lunga. Questo progetto andrà ad essere realizzato sopra una viabilità che è già esistente, è già stata pagata dai cittadini. Una volta realizzato verrà data in concessione al soggetto concessionario, che farà pagare, ovviamente si farà pagare l'autopedaggi ai cittadini, che saranno costretti quindi, oltre ad aver pagato le proprie infrastrutture con le tasse, con le imposte, anche a doversi sobbarcare l'onere del pagamento del pedaggio. Diciamo stop, diciamo basta a queste speculazioni, basta a queste modalità di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. La viabilità esistente, la viabilità che deve essere resa più fruibile, più fluida, più percorribile, ma questo deve avvenire senza accettare una speculazione di queste dimensioni, di cui tutti i vantaggi vengono poi a ricadere nelle tasche dei privati. Nel 2024 parlare ancora di trasporto su gomma è assolutamente obsoleto. Dobbiamo puntare su una mobilità di tipo sostenibile, con minore impatto ambientale, minori incidenti e anche di impatto sul traffico. Ma per farlo dobbiamo poter parlare di trasporto su rotaia, cosa che non è stata presa in considerazione, ad esempio per quanto riguarda la Via del Mare da parte della Regione del Veneto. E proprio per questo vogliamo dare la possibilità a questi cittadini che stanno raccogliendo firme per una petizione da presentare al Consiglio regionale, la possibilità di farsi ascoltare poi dal Consiglio regionale, e quindi con una proposta mia di modifica del regolamento interno del Consiglio regionale vogliamo che ci sia l'obbligo da parte di questo di riferire sulle petizioni originate da una raccolta di firme da parte dei cittadini. Questo è il punto dove dovrebbe finire l'autostrada del mare, punto in cui c'è il tappo, quello che diciamo noi. Da sempre noi attivisti del Movimento 5 Stelle
diciamo che prima di fare autostrade è bene fare la viabilità secondaria, ossia la bretella verso est che va verso la Pineta, e rafforzare la via Adriatico per arrivare alla rotonda Pichi e la via Roma destra che porta al Cavallino. Una volta potenziate queste due arterie ci si accorgerà che non serve fare l'autostrada del mare, perché qui c'è il tappo che non permette una viabilità fluida verso il centro di Jesolo e le spiagge. Privatizzare una strada pubblica vuol dire limitare la libertà di spostamento di tutte quelle persone che oggi usufruiscono gratuitamente di quella strada. Che conseguenze ci saranno quindi per i lavoratori, i cittadini comuni, le imprese e le attività commerciali che oggi sorgono lungo il tracciato della Treviso Mare, gratuito, e che in futuro, almeno da un certo punto in poi, diventerà privato a pedaggio? Eccoci qua, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Questo è il punto dove dovrebbe sorgere il casello di Jesolo e dove verosimilmente si formeranno ugualmente le code, nonostante l'autostrada del mare. E allora ci chiediamo tutti, ma qual è il motivo per cui a tutti i costi si vuole fare quest'opera? Usando una citazione direi: ragioniamoci sopra, anzi ragionateci sopra anche voi. Ecco, abbiamo anticipato il merito di questa conferenza stampa con un video realizzato, come dicevo, da attivisti e rappresentanti istituzionali a tutti i livelli. Il tema di oggi è appunto quello di una mobilità diversa rispetto al tema dell'autostrada del mare e lo vogliamo affrontare, diciamo, prima di tutto con il deposito di quelle che sono la raccolta firme che sono state raccolte appunto nel territorio attraverso banchetti. Oggi abbiamo due rappresentanti qui con me che appunto si sono fatti in quattro per raccogliere firme dei cittadini sui loro territori. La prima ovviamente che vado a presentare in quanto donna è Valentina Manente, rappresentante del gruppo territoriale Treviso Maggiore, e Fabio Rossignoli è rappresentante del gruppo territoriale Veneto Orientale. Quella di cui stiamo parlando oggi è una battaglia importante che sta avvenendo appunto sui territori interessati da questo progetto. Non solo è una infrastruttura dalla dubbia utilità in termini pratici, ma anche della quale non si conoscono ad oggi i costi. Sappiamo che sarà realizzata dalla stessa società che ha realizzato la Pedemontana e ovviamente si farà uso anche qui del project financing, cosa che ha lasciato non pochi dubbi sia per quanto riguarda le infrastrutture stradali realizzate negli anni, ma anche possiamo parlare di ospedali come quello di Sant'Orso o anche quello di Mestre qui vicino, con dei costi appunto molto pesanti per le tasche dei cittadini del Veneto. Dobbiamo lanciare oggi anche un profondo messaggio che riguarda la mobilità del futuro, che in questa regione non può essere al di fuori di un trasporto pubblico locale efficiente e che arrivi in tutte le località del nostro Veneto, anche quindi la parte, diciamo, del litorale veneziano. Quindi non stiamo dicendo ad oggi che non serva una mobilità che arrivi alle spiagge, ma lo dobbiamo prevedere in termini diversi assolutamente. Quindi con la possibilità per le persone di spostarsi con i mezzi pubblici, magari anche pensando, ragionando in termini di una infrastruttura su rotaia, quindi un trasporto che sia meno costoso per i cittadini, più sicuro, perché sappiamo benissimo che l'incidenza degli incidenti, appunto dei sinistri stradali nella nostra regione è altissima. Purtroppo abbiamo una media che supera quella nazionale, con 2,4 morti ogni 100 incidenti stradali. La media nazionale
è più bassa, l'1,8. Comunque stiamo ragionando di persone che muoiono e 16.000 persone che vengono appunto danneggiate, che sono ferite. Purtroppo sappiamo come va a finire con i feriti. Possono essere lesioni lievi, ma possono essere anche lesioni molto pesanti e anche invalidanti. Quindi di questi aspetti dobbiamo tenerne assolutamente conto e non sono assolutamente secondari. L'altro aspetto assolutamente importante è quello dell'inquinamento. Quindi il traffico veicolare, e non lo certificano di certo, non lo certifichiamo noi, ma la regione stessa parla di nel proprio report della qualità dell'inquinamento che è dato come macro settore dal trasporto su strada, con il 27,3% delle emissioni, seguito poi dal riscaldamento domestico e commerciale per il 22%. Sappiamo che le emissioni sono rappresentate dal 60% delle auto private e che è responsabile appunto il riscaldamento, poi è responsabile oltretutto anche il riscaldamento domestico derivante dalle caldaie obsolete. Siamo nella top 10 della classifica a livello nazionale di città inquinate. 6 capoluoghi su 7 sono in questa lista delle 10 città più inquinate d'Italia. Al terzo posto a livello italiano, pensate bene, c'è Treviso, che ha superato Padova, che arriva dopo, con Venezia, Mestre, poi Rovigo, Verona e Vicenza. In sostanza solo Belluno si salva in questa triste classifica. E poi abbiamo un altro problema che si chiama consumo del suolo. Anche se qualcuno tende a negarlo, la nostra regione purtroppo è maglia nera sotto questo aspetto. Abbiamo consumato a livello nazionale 891 ettari di territorio, come conferma appunto il rapporto dell'ISPRA relativo ai dati del 2023. Ma c'è altro. Abbiamo parlato di inquinamento e quindi per quanto riguarda quello che noi possiamo fare ad oggi, noi possiamo benissimo andare ad approvare una proposta che ho firmato e che è stata firmata anche da altri colleghi per un trasporto pubblico locale che riguardi i giovani, e quindi la possibilità per i giovani, come tra l'altro avviene anche in altre regioni d'Italia, di viaggiare gratuitamente fino al termine dell'obbligo scolastico. E per i giovani fino ai 26 anni con ISEE non superiore a 30.000 euro. Poi si prevedono tariffe agevolate per i giovani sempre fino ai 26 anni in proporzione al reddito in caso di ISEE superiore ai 30.000 euro. Questi sono delle proposte per fare in modo che vi sia sicuramente un minore impatto sull'ambiente e dare la possibilità a quei giovani che oggi stanno emigrando dalla nostra regione, perché i dati che abbiamo sono inquietanti, parliamo di 4.000 giovani che se ne vanno da questa regione ogni anno. Diamo la possibilità a questi di poter restare qui, di potersi istruire, di avere un servizio efficiente di trasporto pubblico. Abbiamo votato un emendamento al DEFR, un mio emendamento al DEFR, per l'introduzione del biglietto unico che dà la possibilità in Veneto di utilizzare i mezzi pubblici per recarsi appunto dove si vuole con lo stesso biglietto. E questo ancora non è stato poi applicato nella nostra realtà. Avviene in tantissime regioni, ormai ovunque, ma in Regione Veneto questa cosa tarda ad arrivare, anche se lo abbiamo fatto presente in numerose sedute, in tantissime sessioni di bilancio. A quanto pare di questo tema non interessa nulla a nessuno. Poi oggi depositiamo, come dicevo, una raccolta firme, che è una petizione. Una petizione è riconosciuta anche a livello costituzionale all'articolo 50, quindi è un atto che arriva dal basso, dalla popolazione, dalla cittadinanza,
Sappiamo benissimo che nella nostra regione, nel nostro regolamento, purtroppo le petizioni non sono valorizzate come dovrebbero, per cui anche qui ho depositato una proposta di legge per fare in modo che le petizioni dei cittadini vengano poi prese in considerazione dal Consiglio regionale entro 90 giorni dal deposito. Questo per dare effettivamente la parola al cittadino comune, che non ha altri mezzi se non quelli di rivolgersi a un proprio rappresentante o appunto, come in questo caso, raccogliere firme sul territorio, e ne abbiamo raccolte 635 cartacee, poi ne abbiamo un'altra online che segue un altro percorso e sta andando avanti. Oggi quindi noi presentiamo e depositiamo queste 635 firme di cittadini che devono assolutamente trovare il modo per arrivare nella stanza dei bottoni cosiddetta e soprattutto poi avere un riscontro pratico, oggettivo. Noi vogliamo che la Regione sia veramente la casa di vetro, come dovrebbe essere in realtà ogni pubblica amministrazione. Per cui ecco, adesso stiamo ancora raccogliendo queste firme. Potete trovare i riferimenti in quanto a numero e ad agenda dei banchetti sul territorio al sito www.movimento5stelletreviso.it, ma poi lo proietteremo alla fine della conferenza stampa, oppure sul profilo Facebook Movimento 5 Stelle Veneto Orientale, e lì troverete tutti i dettagli che appunto attengono alla raccolta delle firme e ai banchetti in generale. Ora lascerei la parola per gli aspetti che riguardano, diciamo, la viabilità più locale e l'impatto che questa nuova autostrada avrebbe a livello di viabilità urbana secondaria, al nostro rappresentante Fabio Rossignoli, che ci parla appunto di quella che è l'influenza sul locale di questa strada, dato che ci abita su quel territorio, quindi chi meglio di lui può sapere quali sono le esigenze dei cittadini e l'impatto che queste infrastrutture di cui si sta parlando avrebbero su un territorio come quello di Jesolo in sostanza. Grazie Erika, grazie per l'opportunità di poter illustrare appunto la nostra petizione e le motivazioni per la quale stiamo raccogliendo queste firme. Innanzitutto, prima di iniziare, ci tengo a ringraziare tutti gli attivisti che si sono smazzati, per usare un termine nostrano, sul territorio con i gazebo a raccogliere le firme durante gli orari di lavoro, piantonando i vari mercati e le vie centrali delle varie località del Veneto Orientale, quindi sia Veneto Orientale, Jesolo, San Donà di Piave e anche nel Trevigiano con gli attivisti di Treviso Maggiore. Detto questo, io vorrei iniziare con un elenco di criticità che avremmo individuato relativamente a quest'opera. Allora, innanzitutto la prima cosa da dire è che secondo noi quest'opera non risolve il problema delle code a Jesolo. Le code a Jesolo ci saranno perché quando usciranno le automobili dal casello arriveranno alla rotonda Frova, dove c'è il mercato Tosano, tanto per capirci, e lì ci sarà il collo di bottiglia. È inutile allargare il bottiglione se poi il collo rimane sempre stretto. È necessario, a nostro avviso, prima realizzare la viabilità locale, quindi la bretella est che va verso Piazza Torino, e già quella da studi dovrebbe con quella limitare il traffico del 30%, dopodiché potenziare tutta la viabilità verso il Cavallino e verso la spiaggia di Jesolo Lido, come è anche stato detto durante il video. Dopo aver realizzato queste opere e messe in funzione, sottolineo messe in funzione, quindi collaudate e funzionanti, allora solo lì capiremo se sarà necessario davvero un'autostrada di 19 km. Secondo noi no, potrebbero essere necessari solamente degli aggiustamenti sulla Treviso Mare, su alcuni rondò, però lo vedremo dopo. E qui inizio con l'elenco abbastanza schematico di quelle che saranno le criticità. Molte sono già state elencate nel video, ma ci tengo a ribadirle. Allora, prima di tutto è una strada che è già pagata dai cittadini, in gran parte, perché sorgerà
su una strada, ripeto, già esistente. Quindi i cittadini del Veneto si troveranno a ripagare quando andranno a pagare il pedaggio per usufruire di questa autostrada. E questo già potrebbe bastare. Poi va a tagliare un pezzo di campagna, perché non tutta la strada verrà fatta sul sedime esistente, ma la zona più verso Jesolo andrà a tagliare un pezzo di campagna. Cosa vuol dire che va a tagliare un pezzo di campagna? Vuol dire che creerà dei disagi sia a chi la campagna la lavora, ovviamente, che si troverà magari il proprio possedimento diviso a metà, oppure anche a tutto l'ambiente faunistico, che si troverà una strada che va a tagliare appunto tutto il territorio, oltre a prevedere degli espropri che non sono certo una manna dal cielo per chi li subisce. Inoltre, poi ne parlerà meglio anche Valentina, ci sono delle attività commerciali, delle attività lungo tutto il tragitto della Treviso Mare. Diventerà un'autostrada. Queste attività che fine faranno? Certo, non sarà la stessa cosa del Fadalto, ma io ce l'ho in testa il Fadalto. La strada vecchia, nella strada vecchia c'erano attività che sono completamente chiuse. Probabilmente non sarà questo quello che accadrà, però una ripercussione ci sarà sicuramente. Altro fattore, l'inquinamento. Allora, ma limiterà l'inquinamento perché le auto andranno più veloci e non staranno ferme in coda. Allora, intanto, come ho detto prima, le code a Jesolo ci saranno sempre, perché una località turistica di questo tipo, come anche altre, non potrà evitare le code nelle giornate calde. Ma se noi per evitare le code costruiamo sempre più strade, non risolviamo il problema. Per evitare le code ci vuole, secondo me, secondo noi, una viabilità diversa. Bisogna limitare le auto, non costruire le strade, che è una cosa diversa. Limitare le auto vuol dire implementare mezzi alternativi. Non possiamo ragionare a domani mattina, costruiamo una strada perché è bello, perché prendo 10 voti in più. Dobbiamo guardare a 30 anni avanti, altrimenti saremo sempre indietro. Vedi adesso che stiamo andando col cappello in mano in Europa a piangere perché siamo indietro con la transizione ecologica. Se iniziamo sempre per ultimi, saremo sempre gli ultimi. Quindi più mezzi alternativi. A tal proposito vorrei citare un progetto che ha attivato la Regione Veneto, si chiama MAAS4, che vuol dire Mobility as a Service 4. È un progetto che la Regione Veneto ha attivato in via sperimentale con i fondi del PNRR per cercare di agevolare chi si vuole spostare con mezzi pubblici in alcune tratte, adesso è sperimentale, ripeto, con delle applicazioni. Allora prendiamo atto che la Regione Veneto sta sperimentando un progetto per implementare l'utilizzo di mezzi pubblici e nel contempo vuole costruire un'autostrada di 19 km per fare andare più macchine. Forse è un po' un ossimoro, ma dovranno spiegarcelo. Le soluzioni, come dice Erika, sono appunto la ferrovia, le navette, i parcheggi scambiatori, mezzi alternativi, e il PNRR potrebbe e poteva essere una buona occasione per poter appunto approfittare per creare dei progetti che vadano proprio in questo senso, appunto guardando avanti, come ho detto prima. A chi ci dice, perché questo è il mainstream, che noi siamo quelli del no, perché questo è quello che gira, io direi che noi siamo quelli del sì, non quelli del no, ma quelli del sì a opere che siano utili, non a buttare via i soldi dei contribuenti, perché ricordiamo che sono soldi nostri, di chi paga le tasse, almeno di chi le paga. Noi dovremmo piuttosto, come ho detto prima, puntare su una viabilità diversa, guardare se non siamo capaci di farlo a chi l'ha già fatto, magari qualche paese del nord Europa, con i dovuti adattamenti, perché ovviamente noi non siamo la Danimarca, e poi prenderlo ad esempio e viaggiare in quella direzione, non costruire più strade. Poi dei costi non parlo, perché già la pedemontana ha avuto i suoi effetti, eviterei ogni commento. Inoltre non sono certi, quindi è inutile affrontare questo tema in questo momento. Però dei costi delle opere accessorie sì, parlerei. Le opere accessorie vanno in carico ai comuni che si trovano sul tragitto. Quindi il nostro governo taglia i fondi ai comuni e nel contempo dice ai comuni: facciamo un'autostrada inutile, però i sottopassi, le rotonde, tutte le opere di contorno te le devi pagare tu, con i soldi che noi ti stiamo togliendo. Detto tutto questo, io riassumerei il tutto in 3 semplici domande alle quali dovremo darci delle risposte. 1, e uso un termine un po' colorito,
Ma vale la pena tutto sto casino per 19 km di strada che forse faranno risparmiare sì o no 10 minuti? 1. 2. Che senso ha iniziare una casa dal tetto? Prima faremo le opere a Jesolo, come ho detto all'inizio, e poi se serve si fa l'autostrada, ma se non serve non si fa. Ma lo vedremo dopo, non iniziamo dal tetto a fare una casa, iniziamo dalle fondamenta. Ma soprattutto, e la domanda delle domande è questa, che è quella che concludo il video, ma dopo tutto quello che ho elencato adesso, ma allora perché a tutti i costi vogliamo fare un'autostrada di 19 chilometri e oltretutto farla fare dalla stessa azienda che ha costruito la Pedemontana? Non dico ragioniamoci sopra, perché lo dice già qualcun altro, ma potrebbe bastare. Grazie Fabio. Ha citato argomenti importanti, non ultimo quello del taglio ai comuni che ha fatto questo governo, che a parole si dice amico degli enti locali, delle regioni, dell'autonomia, in particolare del federalismo fiscale, ma poi nei fatti abbiamo visto un taglio netto agli enti inferiori, 80 milioni all'anno che pesano sicuramente sui bilanci dei comuni, che devono far fronte a una serie di servizi essenziali, più questi che sono appunto soldi che andrebbero a beneficio di una viabilità locale, e quindi con questi tagli si va a inficiare quelle che sono le opere, le infrastrutture che il comune può effettivamente fare sul proprio territorio. Questione di non poco conto, su cui magari la regione dovrebbe esprimersi e battere un colpo, visto che da sempre si fa almeno il portabandiera a parole dell'autonomia, dei paroni a casa nostra, dei soldi in tasca ai veneti, ma poi nei fatti, quando questo non avviene, quando si va a tagliare proprio sulle risorse che andrebbero a beneficio della cittadinanza a livello locale, si sta zitti e non si dice assolutamente nulla, proprio perché non si può disturbare il manovratore, che è dello stesso colore politico. A questo punto lascerei infine la parola a Valentina, che ci presenterà il problema da altri punti di vista. È di Treviso, quindi anche questo è un territorio che sarà interessato, non fosse altro per il problema che poi si va a incrementare il traffico su quella che è la viabilità non interessata dall'autostrada, quindi la viabilità locale, proprio per evitare, da parte di alcuni, il pagamento del pedaggio. In questo modo avremo un incremento del traffico sulla viabilità secondaria cosiddetta locale, senza benefici per la cittadinanza che vive su quel territorio. Per cui ti lascio la parola, Valentina. Vai. Buongiorno a tutti, porto i saluti di tutto il gruppo territoriale Treviso Maggiore e porto anche una serie di domande sia del gruppo territoriale che delle persone che abbiamo incontrato ai banchetti durante la raccolta firme. Treviso è coinvolta dalla Via del Mare, anche se non è coinvolta direttamente nel tracciato. Perché? Perché comunque i comuni limitrofi alla Via del Mare saranno soggetti prima o poi al pagamento del pedaggio. I primi 2 anni si parla di gratuità, poi si dovrà iniziare a pagare. E quindi le domande sono: e i lavoratori? E i lavoratori che dovranno arrivare a Jesolo pagheranno anche loro il pedaggio? E i giovani che una volta prendevano magari l'autobus per passare una giornata a Jesolo senza dover prendere la macchina perché magari non ce l'hanno, come aumenteranno le tariffe? Aumenteranno o cambieranno i tragitti? Queste domande ce l'hanno poste proprio i nostri giovani, perché anche del gruppo territoriale, perché dicono: ma se io voglio fare una scelta diversa, voglio parlare di ecologia, di cambiare la mobilità e poi mi vedo aumentare le tariffe del trasporto pubblico, io come posso fare? In questo momento non ho la disponibilità economica per pagare. A questo punto che scelta faranno? Si sposteranno verso un'altra località oppure sceglieranno quello che fanno quasi tutti, regalino della macchina da parte dei genitori? E quindi ci saranno più giovani sulle strade,
con nuovi rischi per questi giovani. Già vediamo quello che succede andando a divertirsi o tornando semplicemente a casa. Come diceva prima la nostra consigliera Erika, i morti per la strada, il tasso di mortalità per la strada è elevato, le cronache di questi giorni ce lo ricordano in continuazione e noi continuiamo a immettere, probabilmente con questa strada, nuove macchine e a mettere giovani ancora più in pericolo. Un'altra osservazione è stata che la società che è incaricata di costruire questa autostrada è di nuovo la SIS. Ci verrebbe da dire perché con la Pedemontana ha operato in maniera eccelsa. Direi che sono di pubblico dominio tutte le crepe che si sono create nelle volte delle gallerie, da dove entrano no delle gocce d'acqua, dei fiumi di acqua. Quindi già questo ci fa preoccupare parecchio. Il project financing, ovviamente, anche questo, sembra che non sia lo stesso tipo di project financing che è stato usato per la Pedemontana, ma in questo momento la Pedemontana ci sta costando un sacco di soldi a noi veneti. Ricordiamo che qui si vuole l'autonomia, quindi abbiamo l'autonomia di cosa? Di avere debiti. È vero anche che sembra che adesso il debito della Pedemontana sia stato accollato allo Stato, però alla fine, voglio dire, è cattiva gestione in questo caso, perché non possiamo appunto spendere i soldi delle nostre tasse in maniera più utile. Almeno speriamo che la Regione sia accorta con questo nuovo progetto a farsi scontare dai lavori della Via del Mare l'IVA non dovuta, ma pagata lo stesso alla SIS, dal precedente progetto, perché anche questa non è mai stata chiesta indietro, c'è IVA non dovuta e quindi vorremmo almeno, speriamo che almeno questa ce la scontino dai lavori. Quelli dell'autonomia, quelli dei padroni a casa nostra, vorremmo anche far notare una piccola cosa, è che stanno appaltando lavori a una società che ha sede legale a Cuneo. Quindi i soldi dei pedaggi, perché la concessione poi si parla di 35-40 anni più o meno, una cosa del genere, i soldi dei pedaggi non andranno alla Regione per ripagare i lavori, i soldi dei pedaggi andranno direttamente alla SIS e quindi fuori Regione. Che dire? Chiudo. Si chiude una strada pagata con le tasse dei cittadini, di cui tutti possono usufruire di questa strada. Si limita quindi il diritto di ognuno di spostarsi liberamente sul territorio per le proprie esigenze personali e per le esigenze di lavoro. Bene, alla fine portiamo i soldi fuori Regione. E noi, i cittadini, invece, cosa otteniamo? Otteniamo che pagando arriveremo prima in coda. Grazie. Grazie Valentina, anche per aver citato quello che ci costa poi il buco della Pedemontana nei nostri bilanci regionali, ne sappiamo qualcosa, non ultima la variazione di bilancio che è stata approvata con il voto contrario nostro ovviamente e di tutta la minoranza, proprio per coprire quelli che sono i mancati guadagni, chiamiamoli così, della Pedemontana, da costi esagerati e pedaggi diciamo altrettanto. Credo che sia un'idea, crediamo che sia questa dell'autostrada del mare, un'idea assolutamente obsoleta, come si diceva anche nel video, di concepire il trasporto ad oggi. Non possiamo pensare che la mobilità rimanga invariata negli anni, perché è soggetta a continui cambiamenti, miglioramenti anche delle tecnologie esistenti, attuali, e si spera che il futuro sia completamente diverso da quello che stiamo vedendo, perché la mobilità ad oggi privata non solo va ad incrementare quello che è il traffico, l'insicurezza, i maggiori costi, che come diceva Valentina poi comporta il fatto che quasi ognuno di noi debba avere una macchina per muoversi e quindi farsi debito poi per potersi pagare una macchina, un'auto privata, ma comporta anche il fatto che più sono le auto in circolazione, più si va ad aumentare quello che è l'inquinamento, il riscaldamento globale e
La conseguenza principale di questo sono i cambiamenti climatici, che sono sotto gli occhi di tutti ormai da anni, non solo nell'ultimo periodo. Non concentriamoci solo su quello che ci riguarda direttamente, perché a detta proprio degli esperti il cataclisma, l'effetto dannoso macroclimatico può avvenire in qualsiasi luogo. Non sappiamo dove accadrà, ma sappiamo sicuramente che qualcosa accadrà. Quindi la situazione è quella che stiamo vedendo. Noi con tutti i nostri mezzi cerchiamo di porre un'alternativa che sia valida, che veda appunto con un'ottica diversa il nostro futuro, nel segno di una sostenibilità da tutti i punti di vista, economico, sociale ed ambientale. Lascio l'ultimo appunto a Fabio, che appunto deve fare una specifica. Volevo proprio fare 3 appunti che mi sono sfuggiti prima del mio intervento, veloci. Uno, nel video il referente provinciale Baldan parlava di 200.000 euro al chilometro, è evidentemente un lapsus ovviamente, e questo ci tenevo a sottolinearlo. 2, ho dimenticato di dire, e chi esce a Noventa, quindi tutto il turismo straniero che esce a Noventa di Piave e si dirige verso Jesolo, cosa fa? Entra in autostrada a Caposile per fare 5-10 km di autostrada e imbottigliarsi al casello, o intaserà la viabilità secondaria? Con i navigatori presumo che sia la seconda ipotesi. E ultimo, volevo solo anche qui sottolineare che le firme che sono state raccolte ai nostri banchetti sono state raccolte. I firmatari sono persone appartenenti a qualsiasi partito, anche a partiti che governano la regione. Abbiamo avuto persone leghiste, persone di Fratelli d'Italia che hanno firmato la nostra petizione, e quindi ecco, questo lo volevo sottolineare, perché non è una petizione di parte ma è completamente trasversale. Sì, grazie per queste specifiche. Ricordiamo appunto che le firme sono 635, quelle che andiamo a depositare oggi, ma che saranno anche di più perché la raccolta continua. Ed è importante dal nostro punto di vista informare i cittadini, perché siamo sicuri che tanti non sappiano quello che effettivamente si sta progettando nelle segrete stanze, perché anche su questo punto di vista ci permettiamo di dire che la questione è rimasta un po' sotto traccia, a parte alcuni articoli sulla stampa, poi di fatto non è stata data un'informazione compiuta e attenta alla cittadinanza che vive su quel territorio. Per cui grazie ai banchetti, grazie ai referenti e ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle per l'opera di informazione che stanno portando avanti, perché pensiamo che un cittadino più informato è anche un cittadino più consapevole. Grazie a tutti. Ora proiettiamo anche un QR code della raccolta firme per mostrare quelle che sono le date dei prossimi banchetti, il numero delle firme raccolte per il momento e i dettagli appunto che riguardano questa petizione.